Anch'io vorrei iniziare ringraziando gli uffici per il lavoro fatto nel documento di economia e finanza per quanto riguarda le tendenze macroeconomiche in particolar modo e segnalare appunto che invece la seconda parte, quella più politica, su quelle che sono le diverse missioni, invece non sono state così tenute in considerazione, soprattutto penso dai diversi assessori e anche nel dibattito in commissione, che è stato abbastanza scarno. E, tra l'altro vorrei partire proprio da un dato che è quello che è stato anche esaltato in questi giorni, che viene ricordato anche a pagina 25, che è il tema della qualità della vita. Nel 2020 i cittadini del Friuli Venezia Giulia hanno rilevato soddisfazione per quanto riguarda questo tema, passando dal 46,6 al 49,4 e come abbiamo visto Trieste è in cima, ma anche le altre province hanno avuto un miglioramento, per cui come regione possiamo essere fieri di questo dato. Però, come spesso succede, forse non tutti, bisogna leggere tutti i dati e vedere a 360 gradi cosa ci dicono anche il resto delle statistiche. Leggiamo ad esempio per quanto riguarda la qualità della vita che sono aumentati anche le malattie croniche in maniera significativa, qua si parla del 49,1 al 53,6. Sappiamo anche a causa del lockdown, nonostante magari ad esempio siamo tra i primi per quanto riguarda lo sport, ma c'è un aumento per quello che è l'eccesso di peso, che passa dal 43,7 al 46,8 e che è un tema molto importante per quanto riguarda la salute dei cittadini, ed è interessante anche vedere quello che è il dato negli indici di benessere equo e sostenibile, che vede la nostra regione per abuso di alcol, nei dati Istat del 2020, essere al 22,4 contro una media nazionale del 16,8, per cui su questo, mentre si vede una lieve riduzione per quanto riguarda i fumatori, per cui guardando gli altri indici, quindi l'abbiamo visto anche nel piano sulle cronicità, quanto strategico sarà anche applicare questo piano per le cronicità. Piano per le cronicità che vuol dire risposta del territorio. Risposta del territorio su cui sono molto molto preoccupato, perché se da una parte anche il PNR parla di potenziamento del territorio e dà alcuni strumenti per potenziare il territorio, vediamo questa giunta, in particolar modo l'assessore alla salute, essere molto scettico su questi strumenti. E visto che parliamo anche di cifre importanti per la nostra regione, lo ricordava prima qualcuno, 151 milioni di euro, se non si hanno le idee chiare su come impiegare questi soldi si rischia non solo di perderli, ma magari utilizzarli nella maniera impropria, creando magari doppioni o creando strutture senza una regia che rischia di creare, appunto, come dicevo anche in un'altra mia relazione, strutture, ripercorrere la strada dei poliambulatori staccati, autoreferenziali, magari in concorrenza con altri servizi, o magari per seguire la volontà di aumentare le prestazioni semplici, quando invece la medicina territoriale dovrebbe servire per aumentare, la medicina pubblica territoriale dovrebbe servire per aumentare la presa in carico dei casi complessi, per promuovere stili di vita sani e quindi prevenzione che riduca proprio la pressione anche sulle strutture ospedaliere. Ecco, questa visione non c'è, addirittura ci siamo sentiti dire dall'assessore che la Regione deve bere il PNRR, dimenticando che in realtà non solo l'assessore è partecipe anche a livello nazionale di una maggioranza, ma c'è un accordo Stato e Regioni in cui il Presidente Federica ha un ruolo importante, ma ci sono anche tavoli sul PNRR che vedono la presenza anche dei tecnici regionali, per cui un totale scollamento, una mancanza di visione che preoccupa, quando abbiamo un patrimonio di professionisti che vorrebbero dare il contributo, ma che fino adesso sono stati ascoltati poco. E un esempio sono gli atti aziendali, che vedono anche qui una schizofrenia, dove si dice potenziamo il territorio, ma si tagliano, soprattutto a Trieste,
strutture complesse, non si considerano strutture operative di avanguardia, penso anche quello per le dipendenze per i giovani, che è un tema molto importante, e si uniformano quello che è l'organizzazione a quella che è l'Horizontino, che ha meno popolazione e anche meno persone seguite dai servizi. Ecco, in mancanza di una visione, credo che bisogna ragionare sui dati. Ed è una cosa importante anche i dati che vengono richiamati nel documento che ci è stato fornito rispetto al tema della mortalità e di come ha inciso la pandemia influenza Giulia. Si parla di un aumento della mortalità per la prima ondata del 12,5% rispetto a un'incidenza nazionale del 15,6%, per cui una prima ondata che ha preservato in parte influenza Giulia, ma una seconda ondata che è stata devastante, con un aumento pari al 45,6% dei decessi. Per cui, tra l'altro, ricordo che in commissione l'assessore Riccardi non ci aveva fornito i dati separati delle varie ondate, ma ha voluto volutamente mettere questi dati assieme per diluire in qualche maniera l'incidenza delle varie ondate. Sappiamo che anche nei primi mesi del 2020-21 siamo stati i primi per quanto riguarda la mortalità, con un primato della provincia di Udine, e sappiamo che adesso, come diceva anche il mio collega, siamo diventati per primi la regione con zona gialla, ma abbiamo altri dati preoccupanti sia per quanto riguarda i numeri dei nuovi casi, sia per quanto riguarda la mortalità. Ecco, sui giornali invece si parla di qualità di vita, si pubblicizza, come l'assessore Riccardi, anche il superamento degli obiettivi di Figliuolo di 6.000 nuovi vaccinati in Friuli Venezia Giulia, ma non si pubblicizzano altri dati, come quello GIMBE sulla copertura vaccinale, in particolar modo sulla terza dose, che sarà fondamentale anche per quanto riguarda la variante Omicron, dove noi siamo qui nel grafico totale rispetto ai dati dei primi di dicembre, terzultimi, ma soprattutto è preoccupante il fatto che siamo ultimi in alcune fasce di età che sono praticamente delicate, quelle sopra i 50 anni, 50-59 anni e poi anche quella 60-69 anni, che ci vedono appunto fanalini di coda. Per cui non si tratta di, come è stato detto prima anche dal capogruppo della Lega, di strumentalizzazioni fuori luogo e fuori contesto, ma si tratta proprio di analizzare il contesto e analizzare quelli che sono i numeri. Numeri preoccupanti dove noi cerchiamo come opposizione di dare un contributo costruttivo. Ecco, vergognoso, come ha detto prima il capogruppo Bordin, io lo trovo invece l'atteggiamento che è stato fatto di non ascolto dei professionisti, perché abbiamo visto in questi mesi come sono stati i professionisti che hanno cercato di evidenziare alcune criticità proponendo delle soluzioni. Penso uno per tutti, il sindacato degli anestesisti. È vergognoso è che dopo che è stata fatta una commissione in cui si è cercato di dare addosso al presidente degli anestesisti, qualche settimana fa, quando è uscito il report del Ministero sulle ispezioni, c'è stato un comunicato dell'assessore che diceva nessuna criticità a Palmanova e a Gorizia da parte di questa ispezione. Questo è vergognoso. Nascondere le cose, non raccontare tutta la verità. Questo sì che è vergognoso, perché quel report del Ministero smentisce quello che aveva detto l'assessore Riccardi, che era stato confermato dai direttori generali e che anche il presidente di questa regione aveva confermato che tutti i numeri erano a posto. Questo è vergognoso. Non dire la verità, nascondere la verità. Noi capiamo la difficoltà di gestire una pandemia e siamo tutti a voler cercare di aiutare le istituzioni per essere più credibili e per dare un messaggio univoco. Però si dà un messaggio univoco quando si è onesti e si racconta tutta la verità. Se si nascondono parti di questa verità o si fa finta che i problemi non esistono, questo non aiuta nessuno e delegittima in primis le istituzioni. Io credo che oltre al tema della pandemia, è vergognoso leggere quello che hanno scritto anche nei loro documenti, lo scolamento tra la dirigenza e i professionisti, la scarsa attitudine all'ascolto e al confronto e la scarsa considerazione delle componenti sindacali. Ecco, qui probabilmente possiamo trovare la giustificazione per quei numeri prima che vedevano anche la nostra regione fanalino di coda.
Per cui è vergognoso, lo ribadisco per la terza volta, il fatto che in queste lettere che leggiamo da parte dei sindacati si parla di vertici della sanità che non ci danno udienza. Adesso sembra che le cose siano cambiate, ma spero che si vada in quella direzione. Perché abbiamo iniziato questa legislatura dicendo che questa è la maggioranza, che doveva essere la maggioranza dell'ascolto. Da quello che dicono questi professionisti non si sta concretizzando questo ascolto. E visto che il PNRR è un'occasione unica per rafforzare il territorio, unica, perché sono anni che parliamo di di potenziare la prevenzione e abbiamo visto durante la pandemia quanto importante è. Siamo anni che tutti promettono di sviluppare il territorio. Questa è l'occasione per farlo, però non per scaricare le responsabilità su qualcun altro, come ha fatto l'assessore Riccardi, ma proprio per responsabilmente ascoltare tutti per andare tutti uniti verso un unico modello, senza fare atti aziendali che sono più rese dei conti rispetto a modelli che non si condividono. Concludo dicendo che stiamo vivendo un momento molto difficile per quanto riguarda la coesione sociale, con le manifestazioni di piazza che ci sono state, di disagio giovanile, dopo mesi di chiusura e impossibilità per i nostri giovani di socializzare come veniva fatto prima. Viviamo le difficoltà, per fortuna non abbiamo le chiusure, ma viviamo le difficoltà di quelli che sono gli isolamenti, le quarantene e soprattutto la stanchezza degli operatori che da 2 anni sono in prima linea per dare una risposta di salute ai cittadini. Grazie. Credo che nei vari interventi approfondirò le proposte che abbiamo fatto. Bene. L'ultima cosa che volevo dire, proprio 2 parole, è rispetto al tema dell'immigrazione presente nel documento di economia e finanza. Il tema dell'immigrazione è trattato solamente nella parte dove si parla di sicurezza. Ecco, tra l'altro si parla di una revisione della legge sull'immigrazione con un approccio di prevenzione. Credo che sì, il tema dell'immigrazione vada affrontato anche in termini di sicurezza. Abbiamo visto al centro per i rimpatri c'è stata anche una persona, un estremista, no? Che è stato individuato e che deve essere rimpatriato, ma credo che vada affrontato anche per gli altri aspetti. L'emergenza sanitaria sicuramente, l'emergenza umanitaria sicuramente, e credo che non bisogna parlare solo dei richiedenti asilo, ma che bisogna parlare anche del 9% di cittadini stranieri che sono in Friuli Giulia, che sono la maggior parte, su cui questa maggioranza non parla di seconde generazioni, di problema femminile, di integrazione, di alfabetizzazione linguistica e di tutto questo. E quindi interverrò per il resto sugli emendamenti. Grazie.